terra, terra di tormento, di lava e di formento, terra di vento. Su invito di diversi comuni che si affacciano sul golfo di Castellammare, i Calandra e Calandra nei prossimi giorni andranno a fare una tournée di 7 giorni a New York, ma al di là dei concerti, che sono 7 in tutto, la loro missione in America assume un significato molto particolare, e cioè che gli emigrati non vogliono perdere i contatti con la propria terra e con le proprie radici. Ebbene, Maurizio Calandra, che tipo di emozione ti dà questo incontro, e se è la prima volta che tu vai a New York a incontrare questa comunità? No, questo per noi è un ritorno, e devo dire piacevole, dopo un'annata comunque altalenante, ma questo è un punto di rilancio per noi, perché abbiamo appunto 7 serate, sono 5 nei club e 2 sono 2 feste private, e la novità, la cosa importante è che porteremo anche l'Opera dei Pupi a New York, una cosa che non si è mai fatta, quindi partiremo da Alcamo Raffaele Patella, che poi è stato il coordinatore di questo progetto, noi come Calandra e Calandra, ci sarà Oliveri con l'Opera dei Pupi Canino, e quindi un connubio musica e pupi siciliani. Andremo nei college, nelle scuole, nei club dei siciliani, e la cosa bella appunto è quello di portare comunque la lingua, e attraverso i nostri videoclip che voi conoscete è anche bello far vedere com'è la Sicilia oggi, quindi questo è un momento che noi aspettiamo veramente con ansia. Siamo, ripeto, a pochi giorni dalla partenza e aspettiamo ormai solo la data per partire. Ormai voi siete sui palcoscenici da diversi anni, portate avanti la cultura delle tradizioni, un mondo che affascina anche i giovani. Sì, devo dire anche con molti sacrifici, perché non è tutto oro quello che luccica, però è stata una scelta sofferta, perché ci ha limitato in tantissime altre cose, però dobbiamo dire che anche grazie alla musica siciliana siamo stati in Guatemala, siamo stati a New York, siamo stati all'Expo, siamo stati alla BIT, siamo stati a Rimini, in diverse fiere, quindi diciamo che è una scelta che ci fa soffrire, ma alla fine paga, perché stiamo parlando di cultura, stiamo parlando della nostra lingua, delle nostre tradizioni, e questo comunque è un punto di partenza per noi, perché attraverso i nostri video e le canzoni rivisitate comunque molti giovani, molti ragazzini hanno riscoperto la nostra lingua, hanno riscoperto le nostre tradizioni, la nostra cultura, e quindi diciamo questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Speriamo che tanti altri possano intraprendere questo percorso e quindi portare avanti la musica siciliana. Noi concludiamo dicendo che senza memoria non c'è futuro. Se ti femmine un tarì, a poco a poco, se ti femmine un barco.